che metteranno a soqquadro tutto il paesaggio, l'habitat marino di questa zona. Quindi siamo qui per manifestare, ma anche per chiedere alle istituzioni che si possa davvero mettere nelle condizioni di bloccare questo progetto di questa società texana che vuole mettere a repentaglio le coste della Sardegna e soprattutto metterci nelle condizioni di devastare non soltanto l'habitat, ma qualora venisse trovato il petrolio, realizzare anche delle piattaforme al largo di Alghero e di questa costa, devastando l'unico vero oro di questo territorio, che è l'ambiente, la natura e soprattutto il potenziale del turismo. Tutto questo noi dobbiamo impedirlo. Abbiamo presentato le istanze al Ministero dell'Ambiente come Unidos, come centinaia di cittadini sardi. Oggi è indispensabile che tutte le autonomie locali, i comuni, la regione soprattutto, che è stata in silenzio totale su questo progetto, possa dare delle risposte in maniera assolutamente chiara e netta. In questa direzione quindi oggi faremo questo viaggio lungo questa rotta dei cetacei che potrebbe essere cancellata per sempre da questo tipo di progetto scellerato di questa società texana e di coloro che l'hanno consentito, perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo nero su bianco questo riquadro di porzione della Sardegna, 20.000 km quadrati sequestrati al mare della Sardegna per realizzare un progetto che possa sostanzialmente dare delle risposte negative rispetto a questa ricerca petrolifera. Un danno assolutamente inaccettabile che va assolutamente bloccato. Per questa ragione noi oggi chiediamo a tutti i comuni del territorio, ma i comuni della Sardegna, alla Regione, di presentare entro domani, scadenza ultima, questo appello perché si possa bloccare questo progetto scellerato di airgun. In tutto il mondo dove sono state utilizzate queste bombe sismiche sono stati devastati gli habitat marini, sono stati devastati tutti i potenziali non soltanto delle rotte dei cetacei ma anche per la pesca. La pesca ha perso dove sono state realizzate queste bombe, pensate, con 400 decibel, con pressioni atmosferiche assolutamente impressionanti, che hanno il potere di devastare tutto l'habitat marino a 20 miglia dalla costa di Alghero. Quindi in questa direzione noi sappiamo che la mobilitazione deve essere forte, deve essere alta, deve essere dura dei sardi e deve essere messa nelle condizioni la Sardegna di reagire a questo nuovo sopruso che stiamo subendo e che la Sardegna rischia di subire, un sopruso che non può essere assolutamente accettato dai sardi della Sardegna, ma da coloro che tengono e che hanno a cuore le sorti della nostra terra. L'occupazione delle basi militari, l'occupazione con le aree chimiche, con le aree ambientali devastate dalla petrolchimica, oggi l'occupazione anche del mare. Tutto questo non può essere accettato, abbiamo il dovere, il compito di reagire, di farlo con grande determinazione e con grande coraggio. L'appello è ai sindaci: ribellatevi prima che sia troppo tardi. In qualsiasi parte questo tipo di procedura per selezionare le aree dove c'è il petrolio sono state devastanti per il territorio, con moria di centinaia di cetacei. Tutto questo deve essere impedito, noi non lo possiamo e non lo dobbiamo assolutamente consentire. Il fatto che il governo Letta abbia individuato 20.000 km quadrati a largo di Alghero per fare questo tipo di esperimenti, per cercare questo tipo di petrolio, è un fatto gravissimo, perché vuol dire che in Sardegna si scarica ancora una volta una servitù, questa volta a mare, per devastare la nostra terra, dove nessuno ormai più accetta questo tipo di perlustrazioni marine per cercare il petrolio, vengono scaraventati in Sardegna. Tutto questo noi non lo possiamo consentire. Noi adesso lasciamo il molo dogana di Alghero per andare sul luogo. Seguiremo in diretta per gli amici che stanno seguendo a casa su Unidos TV questo passaggio dalla terra al mare, questa continuità che c'è tra la nostra isola e il mare, tra questo habitat marino e questo habitat terrestre, che non può essere cancellato dai texani e da chi che sia che viene qui a fare della Sardegna una colonia. Tutto questo noi dobbiamo avere il coraggio di reagire e di respingerlo. Adesso salpiamo, lasciamo ovviamente soltanto per qualche ora questa banchina, ma torneremo qui nel pomeriggio perché crediamo che questa testimonianza nei luoghi straordinari dell'habitat marino di questo territorio devono essere assolutamente salvaguardati. Seguiteci in diretta. Bene, possiamo anche continuare la diretta se recuperiamo l'apparecchiatura che è a bordo
che assolutamente bisogna tentare di recuperare. Il nostro operatore sale sul tender che ci seguirà in questa prima fase di uscita, sperando che non cada in acqua. Vabbè, ma se cade comunque questi pesci avranno rispetto. Bene, adesso il gommone ci lascerà, vedrete le immagini senza commento audio perché ovviamente non sarà possibile raccogliere la testimonianza in diretta di questa partenza. Se può l'operatore inquadrare le cime che si stanno staccando dal molo. No, non possiamo ancora partire. Prendiamo ancora quello che è necessario. Fai un po' delle foto. Poi ti tengo io. L'operatore può vedere il porto di Alghero che brulica di barche. Sì. Diciamo, Allo scoglio, avvicinatevi l'iPad,